Ciao, noi ci siamo sfastriati, e tu? Sto sfastriato di tutti quelli che artisti e non preferiscono dipingere Napoli bene per cavalcare l'onda del buonismo, di essere un po' Saviano e dire ok le cose vanno, le cose non vanno, quando poi si dà i media napoletani, specialmente tipo giornali, quotidiani che leggiamo tutti, danno possibilità a delinquenti di poter andare in video e dire vicino a una persona che si è semplicemente difesa e difendeva il proprio lavoro, t'ha già cirato. Allora sì, io mi sono sfastidiato dei parcheggiatori, che tra l'altro chiedono tariffe insomma inventate. A piacere. A piacere, tipo 5 euro ieri sera, ero appena rientrato da Roma e mi hanno fatto questo bel regalo. Poi mi sono sfastidiato dell'inciviltà della gente, del traffico, delle strade sporche. Anche io mi sono scocciata di tante cose, Per esempio? per esempio dei mezzi pubblici che uso tantissimo, E che non funzionano. non mi fanno proprio schifo. Ma io direi soprattutto, se proprio vogliamo ragionarci, della nostra classe politica, della vita politica condotta da questi personaggi, e soprattutto credo un problema di ignoranza, cioè noi giovani che abbiamo studiato, che abbiamo una capacità di immaginare il futuro, una proprietà di linguaggio, un modo di esprimersi interessante, un pensiero alle spalle, non riusciamo a individuare un personaggio o comunque elementi della classe politica che ci possano rispecchiare, quindi c'è completamente un distacco tra quello che noi esprimiamo e che siamo e tutta questa gente, fondamentalmente dicevo per un problema di ignoranza. Questa è una cosa che a me personalmente crea molto disagio, e facendo anche un po' di attività politica soffro molto di questo. Se io dovessi individuare una cosa per cui ci siamo molto stancati è questo. È la gente che si scoccia, anzi non di chi si scoccia, di chi si scoccia non fa niente. Bene. Di chi si scoccia invece e si prodiga per cambiare le cose, il massimo rispetto, anzi chapeau. Parlavo prima con qualche amico proprio di un progetto che sto seguendo sul crowdfunding, Che cos'è? che peraltro è poco conosciuto dalle nostre parti ed è la forma di raccolta di capitali più sviluppata in Inghilterra, in America o ormai nel mondo. Permette di pubblicare progetti o imprenditoriali o sociali o culturali, anche civici, su piattaforme e di poter permettere la raccolta di denaro per sostenere questi progetti. Uno dei sistemi più meritocratici e trasparenti che c'è, che purtroppo dalle nostre parti ha difficoltà a decollare, forse anche perché non è proprio un sistema meritocratico che c'è in Italia e particolarmente al sud. Per cui se tu hai un progetto o un'idea innovativa, che opzioni hai? Vai in banca. In banca, se non hai qualche particolare legame, qualcuno lungimirante, è complicato che ti venga sostenuto. Ti rivolgi a qualche fondo di investimento, i fondi di venture capital, di private equity, col rischio che i profitti poi vadano più a loro che a te, o altrimenti vai su una piattaforma, metti il tuo progetto e vieni sostenuto da coloro che credono in quel progetto. Se il progetto è valido, il web, devo dire, su questo è il massimo della democraticità, della trasparenza e della meritocrazia, e quindi lo sostengo. Noi stiamo lanciando questa piattaforma che si chiama Meridonare, che ha a che fare col merito, col dono e col meridionale, anche perché Napoli e il Mezzogiorno nel corso del tempo hanno insegnato la storia, e non solo all'Europa e non solo all'Europa, per cui questa idea di subalternità culturale è un'idea di subalternità faziosa, per non dire voluta, e quindi la piattaforma pubblicherà e darà la possibilità di pubblicare progetti che hanno come orizzonte geografico il Mezzogiorno, progetti sociali, culturali, civici, e darà la possibilità a coloro che li vorranno sostenere di sostenerli, immaginando il crowdfunding, che è raccolta di capitali, non solo come dono economico, ma anche come dono in termini di tempo, di professionalità. Chi vorrà dare il proprio tempo, vorrà metterlo a disposizione per progetti sociali particolarmente innovativi, lo potrà fare. Ecco, questa secondo me è una forma di critica costruttiva che diventa impegno diretto. Quindi smettiamola In pratica è un invito a
dire alle persone di non lamentarsi e magari agire, perché magari questo può essere una sorta di proposta, cioè io ti Dare propongo un fiducia. progetto e tu invece di stare lì a scastriarti e a lamentarti puoi partecipare e contribuire alla realizzazione di un progetto. Sì, se voi leggete, c'è questo libro, mi sembra che si chiama Se Steve Jobs fosse nato a Napoli, che evidenzia come di fatto sia difficilissimo, quasi impossibile aprire un'attività di impresa a Napoli. Bene, ci sono due modi per affrontare queste difficoltà che ci sono: o tu ti fermi, vai via, getti la spugna, o altrimenti cerchi di superarlo e guardi al mondo, a quello che accade, e puoi farlo, ecco, il crowdfunding è una risposta. Vai su una piattaforma informatica, metti il tuo progetto e vedi coloro che te lo sostengono. Non è semplice, non è facile, c'è una difficoltà anche culturale, però penso che ci sia un patrimonio di solidarietà e di filantropia da queste parti che non sia secondo a nessuno. Questo, ecco, è il modo, a parer mio, per trasformare la critica in impegno diretto. A quel punto diventa valore, a differenza di tanti invece che tendono solo a criticare a fine distruttivo, e dopo c'è il caos, c'è l'anarchia, e non so dopo il caos e l'anarchia cosa ci sia, mentre invece il recupero dell'impegno diretto della cittadinanza attiva penso che sia il valore più importante, legato alla critica, che quando è sana è il valore più importante. Ok, grazie, ciao. Prego.